Considerazione finale? Che è andata bene. E la che è andata bene. Commenta così Loris Cosini il furto dell'altra notte nella sua casa di via Montenero a Pinindello di Cordignano. Seconda volta in 4 anni nella sua proprietà dove continua a produrre funghi da oltre 40 anni. La prima però alle 3 del mattino, a segnalare gli intrusi un sensore di presenza che si attivava costantemente. Dopo 2-3 secondi, tac, si torna a accendere la luce scale. Oita, qual è qualche. E ora ciapa, parti, ho un bacchetto di cornoler là in parte e anche una buona britola. Oita, entrano in piedi, escono distesi. Ma gli fa tempo a scampare che noi non neanche visti. Molto probabilmente erano in 3, uno faceva da palo, gli altri 2 si sono introdotti con la tecnica del trapano. Però io mi fuori la finestra e ancora a capire come si fa a avere la finestra con un bus. Prima di essere segnalati dal sensore, i malviventi hanno avuto modo di rovistare un po' dappertutto. Gente esperta, sottolinea Cusin, che ha frugato ovunque mettendo però poche cose sottosopra. Comunque magro il bottino. Era il borsello, ma sta dentro 20 euro, ma no a patente e robe, perché mi non ho mai i documenti a basso. E neanche la femmina, gli ha raspato, c'è un frusaglie che era. Penso che gli avrà fatto un bottino, sai che andava bene dei 50-60 euro. Banda che nel corso della notte ha tentato senza successo di visitare altre abitazioni della zona, in un caso addirittura incrociati da un cacciatore che tornava da una battuta notturna. Un caso che ha fatto comunque alzare l'attenzione da parte delle forze dell'ordine. I servizi dei carabinieri sono molto attivi, infatti abbiamo quotidianamente 2 pattuglie che a volte diventano anche 3 che controllano il territorio. Poi sappiamo che eliminare completamente il fenomeno è difficile, però che i cittadini stiano tranquilli, non abbassino la guardia, il controllo delle forze dell'ordine c'è.